Italia rinascito un punto di riferimento nuovo per l'innovazione. Porto Conte Kirkas ha inaugurato questo manzano, sa sede in carriera pre Daniedda de Chessette, che in suo obiettivo da essere sprusa curza sa azienda e alla azzudare a maniera concreta. S'apertura nuova che rete mudare passo, che riuchere competenze e strumenti su eservini. Questo presidio, parisa sa sede storica de Tramariglio, che permettere un contatto più lestro che in suo sistema produttivo locale, una maniera per aiutare le imprese a crescere, rinnovare e mudare più imprese sas idee in risultati concreti. In questo percorso un ruolo centrale è l'ATA Sardigna Kirkas, che coordina e aiuta sas strutture del parco scientifico e tecnologico. Solidarietà e mobilità andano a manutente in Nugoro per la consegna di un mezzi speciali a Sassozio l'Isola. Realtà di chi dei 2017 sono un punto di riferimento per giovani con sindrome del Down e disabilità cognitive. Un azzurro fondamentale come in sottolinea la coordinadora Marica Scalas. Su mezzo, incomodato per 3 anni, a permettere di affortiare il percorso di vita indipendente e di inserimento in su traballo. Sono passi importanti per preparare fronte a su disafio sociale che punta a garantire un venitore tranquillo a sa persone speciali, scando a bennere manco sul riferimento familiare di soro. L'operazione, coordinata dalla Società di Nuova Mobilità, è stata possibile grazie al suo contributo di 30 battori imprenditori e al suo comune di Nugoro, una risposta corale dei suoi imprenditori che hanno separato di investire concretamente per aiutare i suoi concittadini più deboli. Noi spezzi sa consigna di una CRAE, ma sa conferma di una comunità che fa carrette. De oie, Sorzova Nord Sisola, hanno un mezzo in plus pro crompire la libertà di soro. In Sardegna la dermatite nodulare bovina torna a tappone rimpidino, proprio a sa vigilia della rassegna zootecnica principale de Sardegna, che sono un'occasione strategica per il comparto. Manco male non pertoccata sedizione 41 della Viera dell'Agricoltura de Arborea, in programma crase domenica. A sa rassegna di fatti non partecipano all'allevamento dei usarrabus, territori interessati da contagioso. In questa attiva una zona di restrizione di 50 km, proibio a movimentare lo scapos in entrata e ne sia. Desa proloco chi organizza questa manifestazione, nana chi su bonu deso scapuso arribata dai sue aristanisi, dai sedori, dai sue tattari, dunque in Arborea non batta per una emergenza. Ma a 86 km di distanza la situazione cambiata, in Casteddu, tra Pindichidiese. Bessa vesta de Sant'Effis, uno dei appuntamenti più importanti dell'Isula. E sa città de Puru è l'inintro della zona che pertocca su vocolaio de Murera, ove è proibito a movimentare lo scaposo, cosa che pone in pericolo la presenza de sorvoisa sar celebrazione. Sono issos che trazzano su cocciuc in si statua de Susantu pro 60 km finza a Nora e Torrada de prima dia su Battor de Maio. E sorvoise per camperi sa straccasa desi sfilada. E su bono de sorgiuvos e de sos animales arribano da evidas che a Pauli, Signa, Quartucciu. Quando manca una paccardiesa sa vesta sa nova desa dermatite bovina ponet in pistichinzus os associos folcloristicos o chi si suna maniande de meda prosa vesta. Sarci Cufraria de su Gonfalone che organizza tasar celebrazioni in onore de su santu, si spera che isar bindi chi dir de limitazione s'accabene in tempus, ma sono zai pensando a un piano B, si non si podene impreare sorvoesa na ponne scarcate rumezzu prova che viazzare a Sant'Effis, e sun pensando vinzas a su carro des esercito come te scapitau in sosannor de su Covid. Conferma un caso nuovo di dermatite bovina in un allevamento dei birdepussi. Mercoledì è morto un vitello che in sintomos o chi isor veterinario hanno connotto diretto. Erisero sono risultati dei test fatti in sul laboratorio dell'istituto zooprofilattico che hanno avvocato da Duda. A postir del caso de Murera, accertato martisi, su primo del 2026, sono 3 sul focolaio di dermatite nodulare in Sardegna, 2 in su matessi allevamento. So scapos interessati pro como 178.
Sono vacende sos controllos in sos allevamentos bichinos a sas aziendas corfias pro comprendere sì e cantu su virus estorra andande. Gallo esprimidivu a favedere d'emergenza nova, ma de sicuru custos casos de dermatite ponen in pistichinzu su comparto zootecnicu sardu. Su virus l'hanno rilevato per la prima volta in suo territorio nazionale su 21 de lampadas de San Nicolau, in un allevamento de Orane. In poco ormese sos contagios sono arrivati a 79 su bonu in suo inugoro. Isperdius ultimu vocolaio in Nadale, accabata sa campagna vaccinale, sa contentesa er durata pacu e come sos allevadores sono torri in pistichinzu pensando a restrizione novasa. Si setta s'esitu de sos esames che hanno stabilire si sa variante sa mattessi de s'anno passau, come questo vocolaio arribata quando su comparto si viti riprendende. Pro parare fronte a emergenze la regione ha posto a currere 30 milioni di euro per aiutare le aziende, pro come sas esportazioni sono bloccate pro bindi chidiese, ma sos allevadores sono timende chi torre sul disaccatto che hanno connotto in su 2020 chimbe. Sul militare della Guardia di Finanza di Nugoro hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo firmato dalla Procura della Repubblica a una femmina indagata per un reato di truffa aggravata per un valore di belle 226.000 euro entre immobili e disponibilità finanziarie. Desas indagini stessi a campo chisa femmina de Nugoro, ma residente fuori de Sardigna, si chiata a piccare sa pensione de sa mamma morta pro de 3 anni orfachete. S'indagata cantu pare t'ha posto in atto una scantarfaina fuori e lezze prova che rirballare Simps, prosa notati sfruttare un irballo de su sistema informatico de suffissio anagrafe comunale che depia registrare sa morte e trasmettere esordatos a Simps pro bloccare sa credito de sa pensione. Invece di sinzallare il ballo, tutta linea sa Guardia di Finanza, sa femmina ha fatto azione pro ingannare l'amministrazione pubblica va che ne risultare invece schisa mamma figalu viva.